Autostart che inizia a mettersi in movimento. Allora andiamo a leggere il campo completo dei partenti. 1 Striker Maurizio Cheli, 2 Vincent Trio Marco Stefani, 3 Ancora Bella Massimo Andreani, 4 Baiardo Ok VP dell'Annunziata, 5 Beder Ronco Gennaro Mitrano, 6 Beethoven Griff Nicola Salacone, in seconda fila 7 Claire Magic Antonio Di Nardo, 8 Christopher Jet Alessandro Gocciadoro. Con cautela dal 6 Beethoven Griff che non partecipa alla fase iniziale. Partiti. Veloce Bea del Ronco che prova a prendere la testa al suo interno, però Baiardo Ok non è della stessa opinione, insiste e passa Gennaro Amitrano che con Bea del Ronco prende la testa. In seconda posizione Vincent Trio, rimane per il momento al largo il favorito Baiard Ok che prova a puntare in avanti dopo 200 metri molto veloci in 14. Gennaro Amitrano rallenta, lascia sfilare al comando il favorito Baiard Ok che passa a condurre dopo 400 metri di corsa. Il primo quarto di miglio è andato via in 28,2, ha speso per passare. Vede Ronco una cavalla che tende un po' ad animarsi, ha dovuto faticare un po' Gennaro Amitrano per mandar via Baiard Ok che ora è al comando però e passa i primi 600 metri in 43,7 e viene sotto alle tribune conducendo la fila indiana formata da Bea del Ronco, Vincent Trio, Striker, Christopher Jet, Ancora Bella e Claire Magic e quindi Beethoven Griff. Gli 800 metri di Baiardo Ok se ne vanno in 59,2, 31 il secondo quarto. Ha mosso all'esterno Christopher Jet, avversario dichiarato di Baiardo Ok, inizia la sua risalita esterna, si porta accanto a Vincent Trio e continua a risalire. Intanto Baiardo Ok sta allungando, ma soprattutto perché Bea del Ronco è ferma e ha fermato tutto il treno in corda e così Christopher Jet si porta a diretto contatto di Baiardo Ok, gli si pone in scia in attesa dell'arrivo di qualcuno che è Claire Magic, il quale è in terza posizione a 400 dal palo, 1,29,4 i primi 1200 metri corsa. Sposta Christopher Jet che dà il parziale secco addosso a Baiardo Ok, quale prova a riorganizzarsi, poi è Claire Magic, Christopher Jet che attacca con decisione Baiardo Ok ed è già passato Christopher Jet che ha dato un parziale terrificante a Baiardo Ok e se ne va a vincere come vuole Christopher Jet, nettissimo sul palo. Al secondo è Claire Magic, al terzo posto finisce Beethoven Griff. 29,4 ad arrivare, 1,14,1 il ragguaglio cronometrico. Christopher Jet, Alessandro Gocciadoro perfetto in salchi al portacolori di Leonardo Cecchi, figlio di Wishing Stone e Selvaggia Jet. La sua caratteristica principale è il parziale, ne ha dato uno terrificante con cui ha salutato Baiardo Ok, l'ha lasciato praticamente fermo sul posto, è venuto a vincere nettissimo la vittoria nel finale. Eccola qui nelle immagini per Christopher Jet, Alessandro Gocciadoro. Linea a te, Nicole.